Amici, ben ritrovati sempre in diretta da Porte dello Ionio. Siamo qui al centro commerciale, Partecipiamo Taranto oggi trasmette da qui e adesso ho il piacere di accogliere un nuovo ospite, Aldo Maria Fasanella, amministratore Eurotechnical Services. Buongiorno. Benvenuto, buongiorno. Allora, voi siete a Statte, giusto? La vostra sede è a Statte. Raccontaci di cosa vi occupate. Certo. Allora, la nostra azienda nasce nel 92, ovviamente nasce come centro di formazione, improntato sulla saldatura e sulla metallurgia. Ci occupiamo di formazione sui giovani, tutti quei ragazzi che vogliono lanciarsi un po' nel mondo della meccanica, della metallurgia. Interessante. Sì. Da quest'anno siamo anche accreditati in regione, quindi siamo diventati un centro accreditato. E diciamo che cerchiamo di far nascere la passione a tutti quei ragazzi che giustamente non hanno molta voglia di studiare e giustamente vogliono giusto, magari ognuno sceglie il proprio percorso, perché non è detto che uno debba, come dici, no, destinare il proprio futuro. Uno vuole, magari ha la voglia di entrare direttamente nel mondo del lavoro e avere l'opportunità anche di farlo. Facciamo un esempio: costruire un grande yacht è possibile, cioè io mi immagino questa cosa, adesso non direi uno come quelli di Onassis però insomma l'obiettivo può anche essere quello. Assolutamente, infatti è proprio questa la cosa bella di alcuni lavori, che ci sono delle soddisfazioni che altri lavori non ti danno, ed è proprio come per esempio da un piccolo pezzo di ferro, da un piccolo bullone tiri su una struttura cosa così veramente immensa. E c'è bisogno di un lavoro di squadra, di persone che sono anche, come dire, aperte e hanno determinate skills anche. Corretto, giustissimo. Ed è proprio questo, infatti, perché alla fine si viene a creare un qualcosa che forse solo l'ambiente scolastico, la stessa diciamo armonia tra i ragazzi, tra gli studenti, si viene a creare nell'ambiente il team lavorativo. è quello che una volta era la classe, no? In classe, poi dopo da adulti o da grandi o da appena dopo gli studi diventa un team con delle persone che devono avere determinati requisiti e capacità. Assolutamente. Ecco, se uno volesse lavorare con Eurotechnical Services, quali requisiti dovrebbe avere? Nessuno. La nostra scuola è rivolta da ragazzi anche che non hanno compiuto 18 anni, può essere anche un ragazzo non diciottenne. E la cosa molto interessante è che il ragazzo non deve aver paura che se imbocca questa strada farà per sempre il saldatore, assolutamente no, anzi ci sono tanti altri corsi che ti vanno a specializzare in figure molto più, diciamo, specializzate, come per esempio il welding inspector o l'addetto ai controlli non distruttivi, che sono figure quasi pari a un ingegnere, dico dal punto di vista tecnico, del come si devono fare, svolgere determinate attività. I controlli che vanno svolti su queste saldature. Ci sono tante sfumature, quindi insomma io invito anche a contattarti. Tu sei Aldo Maria Fasanella, amministratore di Eurotechnical Services. Siamo a Statte. Siete a Statte, io ti ringrazio per essere stato qua su Partecipiamo Taranto.